Juan Jesus botta al polpaccio, quindi finisce penso in copertina. Oggi volevo fare un video di, insomma, non di recap ma di pre-cap, si può dire pre-cap? Non credo proprio, sulle partite che verranno, perché questo è un turno dove il Napoli va a Udine, poi c'è il Milan col Sassuolo, Genoa-Inter e si capiranno molte cose, quindi piano piano cominciamo. Voleva proprio essere il video, perché poi approfondiremo domani per quello che riguarda, non c'è conferenza, non abbiate dubbi che non c'è conferenza così, e quindi la dobbiamo fare noi. Anzi, se volete lasciarmi domande su questo video per Conte, io poi rispondo, perché tanto siamo connessi, vi dico anche le cose che non mi piacerebbe che dicesse. Speriamo di essermela cavata. Benvenuto Zuwai Huang, welcome, I don't know, I have no idea, ma i tifosi all'estero esistono e chissà qua di cosa che si tratta. Parentesi sui tifosi all'estero la lascio alla fine del video perché non voglio, vabbè, saprete. Allora, qua Jesus, quindi prendo il cavetto direttamente e ci spostiamo per vedere un pochino di che si tratta. Questo credo sia il video più tardi, se non vi interessa lasciate like e scappate, però mi sa che c'è poco altro da dire se non prendere in giro le mie avventure fantacalcistiche. Partiamo da qua per vedere come Fantacalcio.it e Fantalab vedono le formazioni probabili, che ci sono delle differenze, e decidiamo anche noi chi è favorito in questa giornata. Mi metto nei panni di un fantallenatore, per esempio, che deve schierare la formazione sua. I giocatori del Napoli, un fantallenatore che non è insomma influenzato dal tifo, dalle paure, dalle ansie, penso che un Di Lorenzo lo mette contro un Udinese, no? Me ne vado per un'idea, anche perché l'Udinese ha un'altra defezione che non è solo quella di Attà, ma anche Zemura, che è venuto meno, potrebbe recuperare Camarà, si vedrà, però è saltato Zemura, quindi a sinistra, e quindi bisogna, qua si vede Rui Modesto, vediamo che Rui, ce lo ricordiamo forte, se questo è un Rui Modesto, passatemi le battute. Allora, mentre Fantacalcio.it per quanto riguarda il Napoli confermava già, questa è prima che uscisse la cosa, non è cambiato, confermava già la difesa con Beuke, Rachmani, Buongiorno, però con Buongiorno vedete al 65, e io ero convinto prima di sapere la notizia di Juan Jesus che ci poteva stare un avvicendamento, così come è successo nella partita di Champions. A proposito, grazie per aver visto quell'analisi, un avvicendamento perché tra 4 giorni c'è anche la Supercoppa, poi ci saranno i 10 giorni per recuperare, quindi stringere i denti, però non possiamo forzare, lo abbiamo visto proprio contro il Benfica. Quindi questo Buongiorno a metà, proprio per non forzarlo, poteva essere Juan Jesus. Questa è una partita dove Juan Jesus può giocare, però non sarà così. L'unica alternativa sarebbe mettere Olivera al posto di Buongiorno, se proprio Buongiorno era schedulato per riposare, oppure ti devi inventare un Marianucci, però poi diventano tutti destri e quindi non lo so, non credo. Qui portano ancora Elmas al 90% e McTominay al 90%. 90% non significa che il 90% sono titolari, significa che il 90% prendono un voto, cioè entrano, quindi al di là. Però qua portano Olivera al 60% e confermano tutto l'attacco con Neres, Højlund e Lang. Vedete dalla panchina Juan Jesus che entra al 50%, c'è Spinazzola al 60%, e secondo me Spinazzola Olivera è un'idea che si può considerare, a meno che il discorso non valga sempre per mantenerti un cambio che può essere migliorativo. Io spero tanto che sia il momento di Vergara e spero onestamente che vada al posto di McTominay, perché ci dà munezza la gente, ecco perché. Sento il bisogno di far riposare un attimo McTominay, che sta facendo veramente uno sforzo sovrumano, perché poi non è uno che si risparmia, cioè io l'ho guardata bene la partita senza ansie, era in difficoltà ma le corse le ha fatte, solo che sono corse che non sono state veloci quanto quelle degli avversari, quindi è proprio una fatica anche mentale. Abbiamo questa minima speranza di aver recuperato Gutiérrez, ma non credo che lo butti subito dentro, e poi c'è il discorso
Metropolitano, che potrebbe piano piano riprendere anche qualche minuto dall'inizio, e lì c'è sempre da decidere: levi Neres e metti Politano mantenendo Lang, oppure levi Lang, metti Politano e sposti Neres a sinistra. Questi sono i pochissimi dubbi che abbiamo. Lucca, ecco, potrebbe essere un altro dubbio un po' più romantico, lo metti dentro, anche Højlund può dover riposare un pochino, e Lucca magari da grande ex, sai, quelle storie del calcio, gli ex ti fanno sempre paura. Dalla parte dell'Udinese vorrei fare un approfondimento domani, c'è il signor Zanoli da una parte, Zaniolo che sta facendo molto bene, ma ne farei un approfondimento domani. Tra un po' giocano Lecce e Pisa, ma non sono un canale di pronostici. Se vi va che faccio pure i pronostici, così ci divertiamo a prendermi in giro quando non li azzecco, lo possiamo anche fare, ma non è questo il momento. Più che altro un'analisi di quelle che sono lo stato di forma, il momento delle squadre. Il Milan, parliamo anche degli infortunati, non ha ancora recuperato Fofana, quindi la difesa oramai è quella con Tomori, Gabbia e Pavlovic, Saelemaekers confermato. Fantacalcio.it porta Ricci con Modric e Rabiot, Bartesaghi che oramai si è preso la fascia rispetto a Estupignan, Pulisic, Nkunku perché Leao anche è venuto meno tirando, Loftus-Cheek è quello che si gioca la maglia da titolare probabilmente con Ricci. Fofana potrebbe essere recuperato, ma in attacco sono questi, non ne hanno altri, non c'è neanche Gimenez, e il Sassuolo è una squadra che è quella che sta sorprendendo di più, tanti punti, anche parecchi gol, solo che adesso non hanno più Berardi e quindi stanno dimostrando una difesa abbastanza compatta. Turati perde il posto, Muric è diventato titolare. A me piaceva Doig, l'ho visto giocare, mi sembrava uno che va molto, ma soprattutto quello che è stata secondo me l'ottima scelta del Sassuolo è stato Matic. Io non pensavo che Matic, però in Serie A evidentemente non fa niente, se hai le qualità e sei integro, anche se hai una certa età, funziona benissimo. Con tanta quantità, un po' come quello della Roma, e lo stesso Torsvet che è proprio il giocatore di categoria che si mette là. Volpato sta sostituendo Berardi anche in maniera positiva. Pinamonti, Laurienté, li conosciamo benissimo. Pinamonti addirittura va in ballottaggio con Shedira, e lo sappiamo che c'è anche lui. Padera è uno che può entrare dalla panchina, l'abbiamo visto col Como, anche a me piaceva moltissimo, infatti l'ho preso in un altro Fanta, adesso ve li faccio vedere tutti. E pochi altri dubbi. Milan-Sassuolo. Il Sassuolo storicamente al Milan fa paura perché hanno fatto degli scherzetti, ma era un Sassuolo quasi sempre con Berardi. Non lo so quanto possa il Milan in casa. Il Sassuolo gioca a pallone. Il fatto che il Sassuolo gioca a pallone è probabilmente un vantaggio per il Milan, perché il Milan ha dimostrato di avere più difficoltà con le squadre piccole, ma il Sassuolo è una squadra piccola che però gioca a calcio se glielo fai fare, e quindi se il Milan si mette là, aspetta il Sassuolo che gioca, aspetta un paio di errori e poi si riversano in velocità con la qualità che hanno indubbiamente il Milan, secondo me il Milan potrebbe avere vita facile. E quando dico questo lo dico anche da tifoso napoletano che spera di fargliela senza alcun problema. Fiorentina, vero, se la Fiorentina non vince neanche quella lasciamo proprio perdere. Mentre Genoa-Inter è un'altra molto interessante, perché il Genoa si è ringalluzzito, la cura dei rossi esiste, però hanno affrontato molte squadre piccoline. Questo è il primo vero incontro tosto per il Genoa di De Rossi. Manca Ostigard che insomma cartellini gialli a gogo, ma ogni tanto l'incornata la mette anche. Stanno mancando i bonus di Vasquez, che a noi contro di noi sempre in grande forma. Norton Caffi è quell'uomo che insomma è attenzionato anche dalle grandi squadre perché sta dando tanti chilometri, sta facendo tanti chilometri su quella fascia. Frendrup, equilibratore di centrocampo. Malinowski, la qualità. Martin per i famosi cross. Vitigna, Colombo non è un attacco entusiasmante onestamente, e si potrebbero perdere contro la difesa dell'Inter che perde Acerbi. Anche l'Inter può vantare qualche infortunio finalmente, nel senso che ci rendiamo conto che non sono solamente i nostri che vengono meno, i nostri sono infortuni magari più lunghi.
questo lo possiamo dire. Però perdono Acerbi e qua portano Akanji sempre a destra con Bissek centrale. Io credo che possano essere the other way around. Akanji si può spostare centralmente, Bissek fa il braccetto di destra. Bastoni, Carlos Augusto lo portano qui esterno di destra. Lì stanno alternando moltissimo i giocatori perché Dumfries è ancora ai box, Darmian non ha ancora recuperato e quindi si stanno alternando. Una volta Luis Enrique, addirittura hanno utilizzato Diouf in quella zona, lo stesso Carlos Augusto che ha avuto prestazioni altalenanti da esterno destro, sembrava un pochino non proprio a suo agio con quel piede. Barella, Zielinski al centro del centrocampo al posto di Çalhanoğlu, sappiamo che può farlo con caratteristiche ovviamente diverse. Poi qua portano Mkhitaryan in vantaggio, c'è Susic e ci sono altre possibilità, anche se Frattesi pare sia uscito un pochino dai radar, è uno degli ultimi che entra per Chivu. Di Marco sulla sinistra, poi loro portano Thuram, Martinez, Lautaro in attacco con Bonni e Esposito che possono essere chiamati in causa perché hanno dimostrato di avere un ottimo impatto. Se però ci spostiamo su Fantalab, loro portano in vantaggio Bonni su Thuram, in vantaggio Susic su Mkhitaryan e Luis Enrique al posto di Carlos Augusto. Sarà divertente vedere chi, perché il Fantacalcio lo abbiamo apprezzato che ha anticipato delle cose di formazione altre volte. Vediamo chi la vince, chi ha la meglio su queste ipotesi. Per quanto riguarda il Milan, loro portano in vantaggio Loftus-Cheek e nessun altro dubbio, e per quanto riguarda il Napoli, loro inseriscono Spinazzola al posto di Olivera e portano anche Politano al posto di Lang. Con ballottaggio addirittura Lobotka rientra in ballottaggio con Elmas, loro non considerano proprio l'ipotesi di Vergara. E qua io spero che le notizie che vengono dall'interno, perché quando poi ascoltate anche content creator bravi di Fantacalcio che seguono tutte le squadre perché lo devono fare, e alle volte si perdono un pochino in alcuni dettagli che riguardano specificamente alcune squadre. Noi che siamo connessi 24 ore su 24 sulle cose nostre, sappiamo chiaramente quello che è anche la percezione di quello che l'allenatore fa, che può fare, se si fida di alcuni giocatori. Noi sappiamo che lui si fida per esempio di Guangzhou, se non ci fosse stato l'infortunio probabilmente l'avrebbe utilizzato. Vediamo, perché lui Conte ha avuto parole molto, molto buone per Vergara e secondo me, almeno è una sensazione mia, potrebbe essere il momento suo. Insomma, per divertirci nel finale, se insomma vi ho dato un contenuto che a prescindere dai miei destini fantacalcistici vale per oggi. Adesso questo è proprio un extra, quindi se non vi interessa non fa niente, però mi diverto anche a parlare delle gioie e delle disgrazie che possono capitare. Fantacalcio è culo? Chiedo, perché alle volte tu fai le cose giuste e io ero convinto di aver fatto una squadra giusta con i Chiarelli di Luna in Serie A. Abbiamo quanti Fantacalcio? 5 in palio in gioco in questo momento. Abbiamo il Fantacalcio con gli amici Bellini, il Fantascarso, cioè il mantra scarso con gli amici Bellini, ho un Fantacalcio con i cugini, ho un Fantacalcio mantra che è nuovo con i fratelli Iannone, ho il Fantalab Manager e ho il Fantachampion, quindi sono 6 addirittura. Ero convintissimo che la migliore squadra fosse qui in Serie A, ovviamente qua per questione di comodo facciamo le buste chiuse e io ero contento di questa squadra. Carnesecchi, De Gea, Muric ci poteva stare come trittico di portiere. Poi qualcuno la squadra è stata un po' aggiustata anche con gli scambi e con sessioni di mercato, insomma, durante le soste della nazionale. La squadra al momento è questa. Ovviamente De Gea aspettavo qualcosina in più, però in difesa con Bastoni, Selic, Di Lorenzo, Kelly, Norton Caffi, Tavares, mi aspettavo molto di più, Tomori e Vitic non è rientrato tanto in quelle scommesse, ma è una scommessa. Nel frattempo c'ho Bastoni, c'ho Di Lorenzo, così pensavo, e che difesa? Abbiamo il modificatore, si gioca a 4 alla grande proprio. A centrocampo si poteva fare di meglio, però con Seisao è un bug del centrocampo. E la Inaui mi aspettavo molto di più. Poi c'è Elmas che scommessino, ha fatto più di amore l'ho portato io, lo dovevo avere. Fazzini, Lobotka, Loftus-Cheek, Mkhitaryan, Samardžić, altro bug di centrocampo. Atalanta, Juric, eccetera eccetera. Vabbè, Mkhitaryan infortunio, vabbè, Loftus-Cheek che perde il posto con Fofana, e vabbè, Fazzini che non gioca mai, e va bene. Però in attacco ho preso la coppia perché
io puntavo assai su Ferguson e poi mi sono preso pure Dobbik perché costava poco, alla fine c'era poco da mettere, ho detto vabbè, se non gioca uno gioca l'altro. Gioca di palla, gioca baldanzi, Gasperini non se ne frega. Leao un po' per il meme, ma vale quello che vale, specialmente con Allegri che gioca punta praticamente. Pellegrino, ci si puntava alla grande su Pellegrino, e oltre a Piccoli c'è Ildiz. Insomma, questa squadra è una squadra che non dico che lotta per vincere, ma che in Champions ci va. Sono proprio ultimo, ma proprio ultimo 8, Fantacalcio a 8, non c'è niente da fare, perché non sono quello che ha fatto meno punti di tutti, ma sono il penultimo, diciamo, in qualche modo. Se poi andate a vedere, perché qua c'è anche la Pocio League, nel senso che sono i punteggi totali che si fanno a Formula 1, e nella Pocio League me la cavo. Sono 10° su tutti i 40 che stanno in competizione, quindi vuol dire che io faccio dei punteggi interessanti ad ogni partita, e però acchiappi sempre l'avversario che li fa più di te, e poi magari alla prossima partita quell'avversario cade e non si ritrova qua. Però in questa Pocio League io me la sto cavando. Andiamo a vedere quegli altri però, perché ultimo sì, ma non in tutti. Squadra mantra degli amici Bellini in collaborazione con Davide. Abbiamo 3 portieri da mod, da bonus se vogliamo, con Leali, Ravaglia e Butez grande acquisto perché sta facendo molto bene, Rachmani, Ghila, Lukumi, Solet, Thiago Gabriel molto bene, Canestrelli, Voivoda, Smolcic, Vasquez, Tavares, e qua cominciano poi gli esterni, Tavares, Vaglie molto bene, Gosens molto male, però abbiamo palestra, c'è Frendrup, c'è Bondo, c'è Endur, Foloruscio a centrocampo si può mettere, ma abbiamo Atta che è stato un nostro titolare inamovibile. Poi si va alla tre quarti, Vasquez, Van de Putte, qualcuno e 100.000, qualcuno doveva fare un bonus con la Cremonese. Leao, si insiste su Leao, Sule, che era il punto di forza della Roma, e in attacco Giovane, lo ritroverete spesso nei miei fanta Giovane, Castro e Gimenez non benissimo, però Castro, Sule se la sono cavata. In questo mantra siamo in questo momento quinti su 10, insomma non è esagerato come punteggio, però ce la stiamo cavando, è una classifica abbastanza corta. Vedete, il secondo è a 21, se ne sta andando Hertha Bellino, che sono nomi straordinari che voi vedete. Dopodiché il Fanta coi cugini sono secondo, ed è una cosa clamorosa perché in queste buste credo di aver fatto le buste peggiori della mia vita, e mi sono ritrovato con una squadraccia. Tipo alla prima tornata ho preso 3 giocatori e basta, quindi tutti quelli che avevo puntato ci hanno puntato forte anche gli altri, e sono rimasto con tantissimi crediti che ho riversato nella seconda tornata su Lautaro, che era rimasto clamorosamente fuori, nessuno ci aveva puntato, e la mia squadra vuole questo, cioè Di Gregorio e Falcone come portieri. In questo Fanta prendiamo 6 portieri, vabbè, sono regole un po' particolari, non c'è neanche il modificatore, quindi si deve giocare per forza a 3 in difesa. Avevo anche Sommer, l'ho poi scambiato perché era pedina di scambio. Avere Di Gregorio e Sommer mi sembrava un'esagerazione e volevo aggiustare un pochino il centrocampo. Akanji, Angeligno poteva andare meglio ma è stato molto infortunato, come Stupignan che poi ha perso il posto. Floriani, Frese, Ghila, vedete alcuni pupilli li rivedrete, Lovic, Palestra. Il centrocampo è di qualità, anche se alcuni non giocano sempre. Baturina per esempio pochi minuti, Bernabé invece è andato in miglioramento con Seisao, il solito bug che mi piaceva prendere. Delle Bashir aveva cominciato anche benino e poi si è perso. Foloruscio ancora, Gineitis, Luis Enrique e Pobega mi ha dato una soddisfazione. In attacco alla fine non è male, perché Cancellieri stava facendo l'esploit, si è fermato, vediamo se recupera. De Catelà sta in grande crescita. Seba Esposito, non so mai quando metterlo, a volte mi perdo il bonus, però ci dovrei puntare di più. Come su Giovane c'è Lautaro Martinez, su cui ho riversato tutti i crediti perché dovevo prenderlo per forza, e Openda giusto perché dovevo chiudere, l'ho pagato uno sproposito ma non c'era rimasto più nessuno. E questa quindi è una squadra che fondamentalmente pensavo fosse scarsa, invece era un calesse, perché in classifica siamo lì e ce la stiamo giocando, quindi siamo da podio. Dopodiché
il mantra dove abbiamo fatto con i fratelli Iannone, dove c'era anche l'altro mantra, abbiamo fatto la l'asta in live, quindi la potete anche recuperare qua. Io pensavo in asta ho cominciato con un errore, probabilmente mi sono fatto prendere, e dopo aver preso De Bruyne ho preso anche Nico Paz. Secondo me i prezzi erano giusti, 90 e 89 entrambi, quindi non potevo rinunciare a due pupillissimi. Però ecco, trequartista, per fortuna Nico Paz è anche attaccante, e quindi ho cominciato a strutturare la squadra intorno al trequartista. Però secondo me la squadra non è male. Porta Napoli, Bastoni, Bissek, Thiago Gabriel che sta dando soddisfazione. Poi ci sono un po' di multiruolo che nel mantra servono sempre, Masina, Rensch, poi c'è Lazzaro, vedi, si potrebbe anche lavorare con i terzini, molti DS, molti DD. Van der Brempt è sparito dai giochi. Obert è un filler che non vorrei mettere mai, ma che gioca. E poi c'è Kelly, quindi la difesa a 3 ci esce. Poi ho preso Di Marco, che mi costringe a utilizzare gli esterni, e quindi questi terzini alla fine, se voglio utilizzare i terzini non posso utilizzare Di Marco. Locatelli, che alla fine gioca sempre, Ricci che sta trovando un po' di minutaggio adesso, e la Naui niente proprio, Masini, Yashari, mi aspettavo che quando l'hanno pagato? 35 milioni, niente, non si vede proprio. De Bruyne mi ha dato grande soddisfazione finché era in campo come Nico Paz. Poi ho scommesso un po' su Zegrova, Isaksen non male, Rowen non male, sono solo difficili da utilizzare quelli del Bologna. Giovane, Dia, Castellanos, ho fatto la coppia, sono arrivato praticamente un po' lungo sugli attaccanti, nel senso che si sono presi tutti quelli che volevo, ho detto fammi puntare almeno su uno che è un big, e l'altra coppia di attaccanti è Kamada Stulic, molto molto deludenti, ma presi a uno che te ne frega, quindi si punta su Castellanos adesso che è tornato, si alterna con Giovane, si può fare. E qua onestamente sarà un po' di mazzo, sarà che la squadra ha retto bene, qua siamo primi, quindi la squadra che pensavo essere stata costruita meglio, Leao, Ildiz, Mkhitaryan, Conceição, eccetera eccetera, Tavares, Di Lore, tutti grandi nomi altisonanti, siamo ultimi qua. Sta squadretta un po' così, Kamada, Stulic, queste cose strane, Masini, siamo primi. E la cosa bella del fantacalcio è questa, o la cosa brutta del fantacalcio, perché poi quando si tratta di fantacalcio a listone sul Fantalab in questa giornata ci giochiamo tutto, siamo in Serie D e questa è l'ultima giornata per la promozione, siamo lì, se non facciamo disastri potremmo giocarcela, ci affrontiamo tutti noi, quelli delle prime posizioni, vedete è andata bene nelle ultime giornate, e adesso ci sono tre scontri direttissimi per la promozione. La squadra qua ovviamente a listone ognuno può incontrare chiunque, quindi io ho puntato sulla Porta Roma perché Svilar da qualche parte lo dovevo avere. In difesa Spinazzola, Vasquez, Bartesaghi, Vaglie, Marusic, Zanoli, Tsimikas, Pezzeglia. Ho puntato su tutti i terzini, poi ho preso giusto Vasquez, ma tutti terzini, non ci sono regole, benissimo, tutti terzini, difesa a 4 e qualche bonus lo deve portare. Centrocampo molto forte, Çalhanoğlu adesso è fuori, ma con Çalhanoğlu, McTominay, Modric mi sto divertendo. Poi ho preso Zielinski, Locatelli, Fadera, Som e Musa giusto a 1, sono dei filler. Anche in attacco sono abbastanza soddisfatto. Adesso abbiamo Ildiz, Castellanos, Pellegrini, e poi non mi fa scorrere un po' più giù, ma l'altro fidatevi è Duvikas. Ho preso recentemente Noslin perché secondo me a Sarri piace più Noslin che non Dia, e poi a 1 ne dovevo prendere uno, ho preso Ambrosino per un fatto di affetto, ecco, di affetto. Ultimo ma non ultimo, ci siamo divertiti a creare una mini lega di Fanta Champions, e qua è una cosa entusiasmante perché devi andare per forza a vedere anche le squadre europee, capire chi sono i titolari, i possibili infortunati, su chi si punta. E qua abbiamo una squadra in ordine sparso, o penso forse sia l'ordine di valore, avere in squadra Holland, Alvarez, Lamine Yamal, Kvaratskhelia, Çalhanoğlu, Nuno Mendes, Sommer, Foden, Koundé. Mi sono divertito questa partita. Torres, Garnacho, Bellanova, Cubarsí, Pavard, Sudakov, Raspadori, Teate, Lobotka perché come Neres, O'Reilly sta andando molto bene, Yulman, David Luiz, Bob, Zaire Emery. Ho preso anche Savic perché a quel punto sapevo che giocava lui, Itakura, Spinazzola, Mastantuono. E in classifica generale non ci siamo proprio, sono tipo 23 millesimo, però
nella classifica dei campioni bellini siamo terzi e ci stiamo difendendo. Qua è una classifica a punteggio, chi fa migliori punti, e questa è la somma di tutti i punti delle cose, e mi sto divertendo. Ditemi come la vostra squadra di fantacalcio, qual è il pupillo che avete preso che vi sta dando soddisfazione, o qual è quello su cui avete puntato e sta andando proprio malissimo e che si è infortunato, o vi aspettava, per esempio Ken, io non ci ho puntato proprio quest'anno, avete visto? Puzzava di non conferma. Quindi fatemi sapere la vostra. E vi chiedo un like finale se siete arrivati fino a qui. Siete veramente i miei eroi, perché ho fatto questo video stralunghissimo. Vado a lavorare tenendo un occhio a Lecce-Pisa, che è una cosa entusiasmante, e preparandomi già mentalmente al video di domani. Le vostre domande, parleremo più estensivamente dell'Udinese e ci prepareremo alla partita, dove la reaction dovrebbe essere tutto regolare. Quello che mi perdo probabilmente è la Supercoppa, ma non è colpa mia, non è coppa mia, speriamo sia coppa del Napoli. Ah già, le nuove magliette fatte dall'admin TikTok, belle iniziative simpatiche per i giovani, fa piacere. All'estero non funziona il link, quindi noi non contiamo niente, va bene? E proprio come Monaco, life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi,